Un cordiale saluto dal Pala San Nicolò. Ospite. Tiro il gol. Tenendo presente che sono anche Ammar, il tiro e la parata. Fredi ora controlla Ammar all'ala per Valentina Terenziani. Gira palla, c'è Olga Lanfredi, ancora Ammar che alza il braccio e va a segnare. Poco più di 6 minuti. Attenzione ora al tiro e il gol da parte di Padova con la numero 31. Tanic, arriva la parata. Ora Ivana Diogap dall'ala, la conclusione, il gol da parte della numero 5. È successo per cancellare lo 0 in classifica. Arriva il gol da parte di Valentina Terenziani. Persa palla in attacco da Padova, riconquistata dalla giocatrice tunisina Ammar. Lanfredi, pallone ora per questo tiro franco di Padova. Pallone ora che arriva all'ala, la conclusione, il tiro e il gol da parte Teramo che allunga di nuovo, più 4. Ora dall'altra parte Tanic, il tiro, fallo sulla Tanic, tiro di rigore per Padova. Tiro e il gol da parte di Beatrice Borrini, che ci ha provato. Ora l'attacco da parte di Padova col tiro e la traversa colpita da Serena Arruva e poi il palo. 3 per la squadra biancorossa che ora recupera il pallone in qualche modo con Tania Ammar, grande presenza e gol Capone, la prima rete personale, il gol da parte di Rebecca Capone. Dall'altra parte c'è la marcatura di Prisco. Ammar, la conclusione, ancora una grandissima rete da parte di Tania Ammar, 12ª marcatura per Capone che non è d'accordo. Dall'altra parte Beatrice Borrini, il tiro e la parata. 7ª rete personale, ultimo contropiede, il gol da parte di Beatrice Borrini dall'Altamont negli istanti finali, 10 secondi, il tiro respinto dal muro della squadra padavina e poi allora 5 secondi, 4 secondi, Prela in contropiede, il tiro e il gol da parte di Angela Prela e con questa rete di fatto si chiude il primo tempo, la terza rete personale per Padova. Dall'altra parte per provare a accorciare le distanze, Prela trova un gran varco per ora Terenziani, dentro il pallone, c'è il gol da parte di Valentina Martinez e Bizzotto. Attenzione Sarabello, il tiro e il gol. Importante innesto per la società di Roberto Canzo, considerato anche l'infortunio di Saria. Quasi 10 minuti ci siamo lasciati alle spalle, gran gol. Tiro, la parata ora da parte di dall'arbitro di fondo. Padova che prova con l'incursione, il gol. Dunque la rimessa a favore di Teramo. Terenziani, il contropiede verso Lanfredi, gran bel gol. Recupera la palla Padova con Diogap, il tiro, ancora Ilenia Diogap, il gol da quest'altra parte. Sono sempre diverse le reti da recuperare, meno il tempo, 4:40, ora sbaglia in attacco anche Teramo con il tiro parato e poi dall'altra parte c'è il gol da parte di Prisco, il tiro, il gol da parte di Francesca Di Prisco e chiude nel migliore dei modi la squadra biancorossa col 29esimo gol. Manca un secondo, finisce qui la partita, arriva il suono della sirena finale, vince Teramo.